E allora con Granati, prima sgroppata ufficiale del 2026-2027, insomma è una sgroppata importante, prima amichevole, com'è andata? Ma secondo me è andata discretamente bene e contiamo che comunque siamo nuovi innesti, giovani, quindi ci vuole magari quel pochino in più per conoscersi, per stare bene insieme, però come prima impressione a me mi è sembrata veramente buona. E nonostante appunto l'altro anno una squadra un pochino più vecchia, quest'anno decisamente ringiovanita. Sì, un po' più giovane, ma non è un problema. L'importante è che tutti noi ci uniamo, facciamo un bel gruppo, poi l'età conta fino a lì e l'importante è darsi tutti una mano e riuscire comunque, anche se si è giovani, a far parte appunto di questo gruppo e le cose poi verranno di conseguenza. L'altro anno ti ha lasciato un po' l'amaro in bocca per come è finita la stagione? Beh, ma certo, alla fine non siamo andati ai playoff, non tanto per la distanza, ma comunque perché c'è stato un periodo dell'anno che abbiamo faticato a fare un po' di risultati. Certo, per la squadra che avevamo l'amore in bocca c'è, ma c'è sempre l'amore in bocca perché siamo qui per cercare sempre di fare il meglio possibile. Quest'anno ti tocca pilotarli, insomma, perché sei tra quelli Tra i tra i più esperti. meno giovani, più esperti, ma insieme a me, anche se magari hanno un pochino di anni in meno, comunque hanno l'esperienza e riusciremo a portare tutti alla stessa parte e fare un buon campionato. Bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao.